Allora, torniamo su questi temi. Do la parola a Massimo Cestaro perché giustamente doveva intervenire su questo problema delle aliquote fiscali. Non sì, ma soltanto. solo per una battuta, appunto, a parte il fatto che ormai questa cosa, insomma, che le tasse che pagano pensionati e dipendenti ne parlano tutti, ma perché i numeri sono numeri, cioè, non è che insomma, uno può far finta che non ci siano, però stanno lì, insomma, le entrate del fisco si leggono. No, la cosa che ci preoccupa, noi come sindacato, ma molto anche come sindacato dei pensionati, è che i giovani se ne vanno. Infatti quello che ho detto. Cioè, nel senso, se la retribuzione non è soddisfacente, uno se ne va, vedo questi che stanno al governo, eccetera, che sono terrorizzati dai migranti che arrivano, eccetera, e non sento nessuna preoccupazione rispetto ai giovani, che sono il doppio dei migranti che arrivano, che se ne vanno. Ma ci sarà qualche ragione se un ragazzo di 20 anni, 25 anni sceglie di andare all'estero? Ci sarà una ragione, e no uno. Stiamo parlando, dicono le stime, circa 100.000 giovani all'anno che se ne vanno verso altri paesi dell'Europa. Qualificati per giunto. E qualificati. Allora, figuratevi se noi non siamo d'accordo di fare anche tutti gli incentivi fiscali per i giovani che vogliono aprire un'attività, eccetera. Ma ci mancherebbe, insomma, nel senso, tappeti rossi ai giovani che vogliono misurarsi col mercato, investire, eccetera, eccetera, aprire attività. Ma se questi se ne vanno, ma ci sarà un tema, la politica dovrà porselo questo tema qua, di ragazzi e ragazze che questo paese ha formato, ha speso dei soldi, le famiglie hanno speso dei soldi, perché anche qua l'università da qualche anno ha cominciato a diventare per ricchi, perché le tasse universitarie, i libri scolastici costano molto, ma molto di più rispetto a qualche anno fa, quando io ero giovane, dove l'università era quasi gratuita. Adesso è un costo, cioè si sta determinando una condizione per cui le famiglie molto spesso non riescono a sostenere gli studi dei figli, e penso che questo sia un problema per questo Paese. E quindi quei costi sostenuti dallo Stato e dalle famiglie rischiano di essere vanificati, perché quel ragazzo, quella ragazza trova più conveniente, anche dal punto di vista economico, oltre che da riconoscimento professionale, più gratificante. E non sono paesi che hanno ettolitri di petrolio sottoterra, per cui sono ricchissimi. Sono paesi che hanno una dimensione economica più o meno simile all'Italia, con la differenza che lì probabilmente il sistema fiscale è fatto in maniera tale per cui tutti o quasi tutti pagano le tasse, e quindi c'è un sistema sociale che consente di garantire dei servizi e dei trattamenti economici a una tassazione più bassa, perché le tasse le pagano tutti, e perché magari c'è un sistema industriale con respiri lunghi che quindi consente alle persone di avere una prospettiva. E se tu vai in Francia vedi delle famiglie che hanno due o tre bambini per mano, in Italia se ne vedi uno o un bambino ti viene da piangere perché ti fa tenerezza. Esatto. E qui si riallaccia. Allora questo sarà un problema che riguarda lo SPI, sì, perché riguarda la prospettiva di questo Paese, riguarda il sistema di protezione sociale. Qui c'è un altro tema interessante, mi collego a lei, del lavoro sommerso, perché si è parlato di tasse non pagate, eccetera, oppure multinazionali che hanno la sede anche in altri lidi e così via, ma poi c'è un altro problema che forse riguarda anche purtroppo tanti giovani, non solo, che quello del lavoro sommerso, delle infiltrazioni mafiose, che esiste. Esiste, è presente, non è solo un sentire. No, non c'è solo in certe parti d'Italia, ma c'è dappertutto, purtroppo, non solo in Italia ma anche all'estero, molto più diffuso, e anche in Veneto. È un lavoro sommerso che poi dopo produce ricchezza che poi viene riciclata con tutto un giro di soldi attraverso anche che non vanno in servizi, che non vanno in servizi, ma vanno in accumulazione di denaro, ma anche in come si dice,
come si può dire, in concorrenza sleale rispetto alle molte aziende che invece lavorano onestamente e seriamente sul territorio. E questo crea un altro problema enorme. Di questo si fa fatica a parlare perché sembra che sia marginale, in realtà è molto radicato. Ci sono numeri importanti, ci sono alcune sentenze già passate in giudicato, mi riferisco ad esempio a una su tutte che probabilmente le persone conoscono, che è quella del caso Eraclea, dell'infiltrazione della camorra. Le mafie non si infiltrano in poco tempo, ci mettono molto tempo e creano tutta una rete di complicità, naturalmente, a proprio favore e a favore degli accoliti, e intervengono e gestiscono di fatto appalti, gestiscono servizi, gestiscono anche manodopera. È quasi quotidiana, insomma, la denuncia che riguarda la CGIL, diciamo, approfondisce con il suo settore FLAI questo aspetto, ma del caporalato, che non è solo in agricoltura ma è anche nell'industria, nei servizi, e questo è un grosso problema. Io do alcuni dati, sì. Sono reati spia che ci sono in Veneto, che Libera, che è Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, ha elaborato a livello nazionale ma anche del Veneto, che possono essere interessanti. I reati spia sono i reati di usura, estorsione, riciclaggio. Cioè spia vuol dire quei reati che fanno percepire la presenza di organizzazioni criminali o mafiose. Recentemente c'è stato l'arresto di due persone a Cortina, l'hanno visto, insomma lo sanno penso tutti, che stavano cercando di infiltrarsi nel sistema economico del turismo cortinese, ma non solo, anche condizionare la politica e infiltrarsi nelle mafie. Ma nel Veneto ci sono 27.000 casi di reati spia. 743 estorsioni, 62 di riciclaggio, 2 di usura, 21.000 truffe. Sono numeri questi che rappresentano però ovviamente dati che sono emersi grazie al lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine, ma sono la punta dell'iceberg, questo purtroppo. Ecco, chiedo un po' l'intervento del sindacato. Perché a fronte di reati spia c'è chi commette questi reati, chi li subisce, chi è invischiato inizialmente anche involontariamente in certi meccanismi, conosciamo le storie di imprenditori, è cominciato poi il tutto anche nel periodo della grande crisi, che presi col cappio alla gola pur di ottenere finanziamenti che le banche non davano, sono rivolti a chi prometteva e poi si sono trovati in meccanismi e sistemi veramente perversi, portandoli anche alla disperazione di loro stessi, a togliersi la vita. Insomma è successo di tutto e più, e dietro ci sono stati in molti casi anche sistemi mafiosi, di mafie organizzate. Tutto questo può incancrenire, far ammalare anche il sistema delle aziende? Assolutamente sì, perché intanto la concorrenza sleale è un tema reale. Se tu hai sfruttamento lavorativo, così come utilizzo di cooperative spurie o imprese appunto farlocche che nascono, non pagano contributi e il fisco e poi scompaiono dopo anni, è chiaro che in quel periodo in cui sono attive stanno facendo concorrenza sleale con chi magari con enorme fatica sta cercando di tenere in piedi un'attività, ma famiglie che lavorano, o meglio lavoratori che hanno una famiglia e quindi stipendi e via dicendo. Quindi il tema della concorrenza sleale è sicuramente un tema enorme. E anche appunto, quello degli appalti e subappalti, esatto, poi e stavo arrivando anche incidenti lì, sul lavoro, perché l'altro tema enorme, sicurezza. non è un caso che spesso queste cose avvengano proprio lì, sono la questione degli appalti prevalentemente pubblici, ma in realtà il tema si dovrebbe aprire anche per gli appalti cosiddetti privati, che chiaramente è un meccanismo a cascata che genera un meccanismo del più furbo. Peccato che il più furbo sia appunto alla fine una persona che non sta alle regole e quindi sta fuori l'ambito della legalità, e questo è un problema enorme ed è un problema che la politica, le istituzioni devono prendere seriamente, permettetemi anche in Veneto, perché sicuramente qui, voglio dire, prendo le parole che Libera ci ha insegnato, qui non abbiamo la mafia con la lupara e voglio dire che fa un certo tipo di attività, hai invece una criminalità organizzata che si infiltra un sistema economico e genera un sistema economico parallelo che mangia piano piano quello onesto di tutti noi, e questo è un problema che interessa tutti e bisogna prendere seriamente.
Certo, ma poi parlando appunto di fiscalità e di tasse da pagare, molte volte ci può essere l'allettamento, no, di trovare delle vie che sembrano apparentemente più semplici e poi in realtà ti portano a invischiarti in meccanismi perversi. Assolutamente sì, però ecco, ripeto, cioè la sensazione ormai abbiamo tutti, ma insomma sostenuta da numeri, da dati, insomma, è che qui bisognerebbe, cioè questo è un paese che ha bisogno di una svolta, insomma, e che sia in grado di affrontare i temi veri, appunto la condizione dei giovani, le prospettive occupazionali, perché questo è un paese nostro, come tanti altri paesi europei, che si regge e stanno in piedi se c'è occupazione, se c'è sviluppo, se c'è produttività, se c'è onestà, se c'è equità fiscale. C'è un paese moderno, si regge su queste robe qua, insomma. Allora, ripeto, adesso a me non interessa, un po' della destra, chiaramente sono di sinistra, ci mancherebbe, però quello che avverto è che non c'è la forza per affrontare le questioni nodali che riguardano il paese. Questo non succede solamente con questo governo qua, questo governo diciamo peggiora un po'. Ecco. Beh insomma dai, i primi sgravi fiscali li ho visti adesso. Però gli altri l'IRPEF non è mai stata toccata. Ma ripeto, è una condizione che dura da troppo tempo, da troppo tempo, e l'invecchiamento di un paese, ora per noi del sindacato di pensionati è il nostro target, quindi più vecchiotti ci sono e meglio è, scusate la battuta, ma non va bene. Cioè non va bene che ci sia un paese che invecchia sempre di più e dove i giovani scappano, cioè, non va bene. Ma solo i giovani scappano in realtà, mi viene da dire molto spontaneamente, ma tranquillamente, perché quelli che hanno qualche anno in più non possono farlo, perché hanno già delle radici, hanno già una casa, hanno da accudire i genitori anziani. Meno male mi verrebbe da dire. Perché se no, secondo me il pensiero, lo so, però il pensiero l'avrebbero fatto perché restiamo è difficile. Io e Rame, insomma, perché è difficile resistere con certe retribuzioni e pensare di continuare a portare avanti anche una famiglia, quindi è un dato di fatto. E secondo me anche il messaggio che dicevo prima dei genitori che lamentano uno stato di difficoltà, io parlavo con dei ragazzi, figli peraltro di imprenditori, e io dicevo, ma non intraprendete l'attività dei vostri genitori, cioè, ho detto, vabbè, ma stiamo scherzando, cioè, in sintesi mi hanno detto, ma di quello che si lamentano, lavorare 24 ore su 24, preoccupazioni, ansie, timori, vacanza praticamente zero, mai. Cioè anche l'esempio di genitori che però hanno portato il benessere ai propri figli, perché collaborano, non è un esempio che è allettante per i giovani, per cui rifuggono da questo tipo di presupposto, perché è grande sacrificio che ci sta, però non è una cosa che secondo me è costruttiva come... Poi non è sempre così, insomma, ecco, perché... Però... chi ha costruito adesso sempre con rispetto per tutti, ecco, se tu vai e vedi l'etichetta di un notaio, sotto c'è Mario notaio, Maria notaia, la professionista, non è che tutte le professioni tutte quante uguali, poi magari i suoi genitori si sono fatto un mazzo tanto e quindi può darsi anche che il figlio abbia voglia di fare altre cose, ma questo è nell'ordine delle cose, insomma, ecco, questo diciamo è abbastanza normale che una generazione guardi, diciamo, con qualche riserva alle generazioni precedenti, no? Funziona così, insomma, no? Il mondo va anche avanti così. Il punto centrale è che tu rischi di avere una generazione di quelli che restano che sono poveri. No, ma quella è la tragedia, perché poi sarà un discorso... Ormai il lavoro è un lavoro povero, anche quelli che hanno, diciamo, una professionalità acquisita attraverso lo studio, le opportunità di lavoro sono opportunità che offrono un lavoro povero, che è la ragione per la quale uno sceglie di andarsene. E questa cosa qua la politica la dovrà affrontare prima o dopo, insomma. O pensiamo di essere tutti quanti novantenni prima di porci il tema che probabilmente bisognerebbe che qualcuno faccia un figlio, insomma. No, perché l'altra questione che capita spesso è demandare alla contrattazione, diciamo così, fatta in azienda, no, di secondo livello, la risoluzione di certi problemi. Cioè,
che il lavoratore con le rappresentanze sindacali, dove queste esistono in azienda, ma nelle piccole aziende, vabbè, non è che ci siano queste grandi rappresentanze, vada a contrattare la propria posizione. Non è così facile. Non è assolutamente semplice, figurarsi se noi siamo contro quella di secondo livello, però noi sappiamo che purtroppo la contrattazione di secondo livello, che è quella aziendale, perché la contrattazione di primo livello è quella nazionale, esatto. è solo dove questo esercizio si può mettere in campo e purtroppo è comunque un di cui molto piccolo rispetto all'insieme. Tra l'altro se è un sistema di piccole imprese come tipicamente è al Veneto, questa cosa diventa anche un po' più difficile. Però non c'è solo questa via, ci sono anche tante altre vie. E poi permettetemi una cosa, a proposito di questo governo e di alcune scelte, io però non dimentico, anche se sono particolarmente giovane e purtroppo particolarmente distante dalla pensione, che questo governo e in particolare alcuni partiti che sono all'interno di questo governo hanno guadagnato un sacco di voti con la promessa di abbattere la legge Fornero o far andare la gente in pensione in più. Sono riusciti questo governo nell'impresa difficile di peggiorare la legge Fornero. Cioè oggi noi siamo nelle condizioni di mandare le persone tutte, ancora più tardi le persone in pensione, perché nel 2027 si andrà in pensione con 67 anni e 3 mesi di vecchiaia o 43 anni e 1 mese di pensione anticipata e quindi di lavoro. Cioè, e poi nel 29 c'è un altro scalino. Cioè, adesso c'è anche una questione, a proposito di questioni di onestà. Se tu la dici, verità sulle pensioni, eccolo qua, io ricordo che c'era un attuale ministro che diceva che avrebbero fatto subito dopo eletti una normativa per cui si andava in pensione con 41 anni di contributi. E così non è. Cioè, non è che alla fine si può raccontare tutto. Si sono accorti che non possono mantenerla. Si sono accorti che non possono mantenerla. E allora, voglio dire, le responsabilità di governo, mi rendo conto, hanno anche quel tipo di responsabilità, però ragioniamo per andare incontro alle esigenze delle persone. Altrimenti semplicemente è un meccanismo in cui raccontiamo un sacco di frottole, andiamo al governo e continuiamo a non risolvere i problemi che diceva anche Massimo. Ed è chiaro che a questo punto le persone, anche per una questione di serietà, giovani se ne vanno, perché diventa poco credibile il paese. Questo è il punto. È chiaro. C'è un discorso di contributo di solidarietà, no? Di cui si era parlato. Abbiamo anche una slide che in qualche modo lo esemplifica. Di che cosa si tratta? Il contributo di solidarietà rispetto... Quello che dicevi prima... Sì. È la famosa, lo chiamiamo contributo di solidarietà patrimoniale, è una pressione fiscale su patrimoni particolarmente alti, 2 milioni di euro. Quindi quando si va a parlare di contributo di solidarietà... Altra cosa rispetto alla domanda che facevi prima, stiamo parlando di patrimoni netti, ok? Quindi la differenza tra il netto e il passivo e tra l'attivo e il passivo deve essere netto, oltre, tant'è che il numero di contribuenti che ha un patrimonio è piccolo, stiamo parlando di 500.000 persone, sono quei soggetti che non stanno male, non so come dire, che ne hanno risorse. Allora, un contributo dell'1%, l'1-2%, che possa alimentare in qualche modo risorse voglio dire, nei confronti, per alimentare politiche nei confronti dei giovani, politiche che vanno a sostegno del welfare, delle difficoltà delle famiglie, penso sia una questione di giustizia. Altri paesi l'hanno fatto senza tanto clamore, tra l'altro. Giustizia fiscale, prima di andare in pubblicità mettiamo anche la schema, lo slide della giustizia fiscale di cui appunto si sta parlando, che voi invocate in qualche modo che venga attuata. Vediamolo un attimo insieme, eccolo qui. Quindi una vera riforma fiscale, voi la chiedete secondo i principi costituzionali, il prelievo delle risorse dove sono presenti e uno stop alla flat tax, quindi ai condoni, alle sanatorie e ai concordati. Questo in grande sintesi quanto anche esposto i nostri ospiti. Allora andiamo un po' in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo, vorrei dare la parola anche alla nostra ospite collegata, poi ancora naturalmente a chi rappresenta, diciamo così, le criticità del nostro paese, anche del nostro nord-est, ma tra poco.